Allora, Recaldini, siccome mi chiedeva di finire il giro del discorso, diamo la parola, poi cominciamo anche parlando del piano casa, se può servire per rilanciare l'economia anche insomma, dei Sì, comuni. perché credo che lo spunto del telespettatore sia molto molto interessante, nel senso che a mio avviso sono assolutamente d'accordo col fatto che chi fa pubblica amministrazione, soprattutto in certi ruoli, diciamo così, di vertice, debba avere una preparazione, una formazione tale da potergli permettere di affrontare tutti i problemi oggi della pubblica amministrazione, che sono tanti e che, ahimè, continuano a cambiare perché continuano a cambiare le norme. Una buona cosa però, devo dire, è anche quella dell'interesse, diciamo così, del cittadino a cercare quantomeno di capire, quindi informarsi per seguire tutte quelle che sono le novità normative. Questo perché? Perché oggi come oggi, mai come oggi, anzi, la conoscenza è potere e quindi anche per il contribuente stesso conoscere per quanto possibile chiaramente quelle che sono diciamo, le novità normative piuttosto che le regole del gioco diventa fondamentale per avere una leva in più rispetto diciamo così, a quello che è il quadro, diciamo così, parlando di finanza locale dell'attuale sistema. Un semplicissimo esempio, molti, anzi moltissimi diciamo, cittadini contribuenti non sapevano del fatto che la mini IMU sotto i 12 euro non si paga, per cui anche in grandi città ci sono state persone che hanno fatto ore di fila per poi arrivare allo sportello e sentirsi dire ma lei non deve pagare. Ecco, perché necessariamente si va a pagare allo sportello? Sì, entro il 24 gennaio che è Ma il termine non quindi per ultimo. attraverso coso C'è bancario? un codice, il codice catastale, che è Certo. quello del comune, che mi pare che sia 3902, mi sembra 3902 per il pagamento dell'IMU, poi ognuno ha il codice diciamo così, del comune e si deve pagare sul 40% della maggiorazione rispetto al 4%. Quindi è un calcolo anche abbastanza complesso che ovviamente ha generato... Il non pochi modulo deve problemi. essere arrivato a casa? Il comune dovrebbe aver inviato, diciamo così, o almeno dato Non è disposizioni in questo senso. Chi non avesse ricevuto cosa deve fare? Beh, allora dipende dal comune come intende procedere. Ci sono dei comuni che hanno fatto il calcolo e quindi hanno mandato a casa il bollettino alle persone, altri casi io riporto la mia esperienza, ho dato una comunicazione a tutti i cittadini per cui si recano in comune dove gratuitamente gli viene fatto il calcolo, il conteggio, dopodiché viene anche stampato l'F24, vanno in posta oppure in banca a pagare. Quindi dipende dalla modalità che ritenevi più opportuna per il tuo comune. Ecco, E anche questo chiaramente essendo differenziate, Certo. purtroppo, ma non per responsabilità, torniamo al punto di prima, no? Sì, esatto. È sempre quello il tema. Poi voglio vedere i cittadini Genera che confusione prendono perché esatto, ci sono 1000 permessi di rivoli lavoro per andare a pagare minimo, è fantastico. sì, permessi di lavoro che costano, infatti, attenzione, che costano. paradossalmente, di più dell'imposta che il cittadino va a Esatto. pagare. Infatti. Quindi proprio paradossale, come una delle tante cose in Italia. Assolutamente. Discorso invece del cercare di muovere un po' l'economia dei comuni, eccetera, si era parlato di questo nuovo piano casa. C'entrano di più le regioni, tolgono autonomia ai comuni, i comuni richiedono nuovamente di essere un po' di aver parola in questo senso, come la vede? Beh, intanto io partirei un po' dall'esperienza di quelli che sono stati i due precedenti piani casa e perlomeno per quanto mi riguarda c'è un piccolo comune e poi si contano su una mano, insomma, perlomeno sui piccoli comuni gli interventi che hanno usufruito del piano casa. Però se questo può servire per ridare un po' di slancio all'economia, che però anche nei piccoli interventi non è tanto il favorire i piccoli grandi interventi, spesso la gente non ha nemmeno i soldi per fare il piccolo intervento, quindi per carità se questo può essere un incentivo va anche bene, bisogna perlomeno questo che sia un po' l'idea anche dell'ANCI, bisogna stare un attimino attenti perché si va in deroga un po' a tutto, no? Col piano casa, se vi sono centri storici, se vi sono aree oggetto di tutela e quindi magari queste sono questioni che interessano magari più appunto quei comuni grandi per quanto riguarda i centri storici o comuni che si trovano in aree appunto di tutela ambientale. Per quanto riguarda il mio comune, lo ripeto, non è che questo stravolga il mondo, ecco, però se può servire ben venga. Certo. Marco. Nessuna contrarietà pregiudiziale, però anche qua una questione di metodo. Se fino ad ora abbiamo detto che lo Stato non rispetta i comuni, in questo caso la Regione con questo terzo piano casa non rispetta i comuni, nel senso che i precedenti piani casa prevedevano la possibilità da parte dei consigli comunali di regolamentare alcune cose specifiche in base al proprio territorio. In questa nuova formulazione, in questo nuovo piano casa, questa possibilità non è prevista, la Regione si arroga ogni disposizione in proposito, ANCI Veneto ha fatto le proprie rimostranze nel corso di un incontro tenuto
una settimana o 10 giorni fa con l'assessore Zorzato. Mi sembra che siamo in attesa di vedere qualche sviluppo. Mi sembra di aver colto che l'assessore sia disponibile, di concerto, come si usa dire, con ANCI Veneto ad emanare una circolare in proposito. In termini di gerarchia delle fonti, come direbbero gli avvocati, qualche preoccupazione ce l'ho, perché una cosa è che una determinata disposizione venga stabilita con una legge, altra cosa è che venga stabilita con una circolare. In ogni caso, per quanto riguarda le singole comunità, è bene che siano i singoli consigli comunali a poter determinare, perché altrimenti io capisco la crisi economica, ma non può essere che in virtù o in considerazione meglio della crisi economica andiamo a pregiudicare un territorio. Su questo non credo che sia giusto che la Regione Veneto vada a disporre ciò che avviene all'interno di ogni singolo comune. Ventolini. Sì, c'era quel direttivo ANCI dove è stato presente il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato, il quale ha manifestato la più ampia disponibilità nel parlare con i comuni e nel trovare anche un accordo. Più che intervenire con la circolare esplicativa, si diceva con la prossima legge sul contenimento del consumo del suolo, se ci sono degli elementi piuttosto che degli aspetti in qualche modo da ritarare relativi al piano casa, quella è la sede opportuna per poterlo fare, quindi la condivisione anche nell'apportare le modifiche che possono essere necessarie. Sta di fatto che comunque il governo del territorio, e lo sancisce questo la Costituzione all'articolo 117, è in capo allo Stato e alle regioni, quindi ad un certo punto a dettare gli indirizzi è chiaro che questo viene fatto da una regione. Dopodiché la condivisione da parte degli enti locali, nella fattispecie dei comuni, è indispensabile, perché poi è il territorio esattamente che viene conosciuto dall'amministratore e sul quale poi l'amministratore interviene. È stato anche, secondo me, strumentalizzato questo terzo piano casa, perché quando si va a parlare di cambiamento della destinazione d'uso nei centri storici non è assolutamente vero, perché gli immobili vincolati non possono essere oggetto di cambiamento di destinazione, piuttosto che parlare di chissà che stravolgimenti nella zona agricola. Non è vero, ecco, quindi bisogna conoscerla, la norma, non fare proclami, insomma. Esattamente. No. Io devo dire che con le edizioni precedenti che ci sono state del piano casa, nel mio comune ci sono stati un centinaio di interventi e abbiamo risolto tutta una serie di situazioni che hanno permesso alla mia popolazione di rimanere sul territorio, perché poi si tratta veramente di dare la possibilità al parente, al figlio, al piccolo nucleo di sistemarsi. Infatti è una cosa logica. La battuta, siamo proprio in chiusura? Sì, una battuta velocissima, non sono tanti i temi che sono stati affrontati, i punti, perché sono tutti corretti. Una precisazione però mi sembra doverosa, al di là dei punti critici, che è quello della programmazione urbanistica, sul quale appunto il piano casa regionale oggi insomma, ci si confronta, ma che la Regione ha dato la sua massima disponibilità, come giustamente diceva Elisa Ventolini, a rivedere. C'è un aspetto di metodo sul quale non mi sento molto d'accordo con il sindaco di Piazzola, che mentre lo Stato è il primo a non rispettare, diciamo così, una volontà che è quella dei sindaci, perché c'è una mancanza di capacità di sintetizzare, c'è la mancanza di capire che cosa si vuole fare, nella fattispecie la Regione ha emanato questo piano casa con un obiettivo e una ratio ben precisa, quella di rivitalizzare, diciamo così, l'economia regionale, e questo credo sia una bella cosa comunque. Poi chiaramente sul metodo e i contenuti, come giustamente si diceva, è giusto e opportuno rimettersi su un tavolo per capire i punti deboli e migliorarli. Certo, assolutamente. Allora, detto questo, stanno arrivando anche tanti altri messaggi, cercheremo appunto di metterli in onda, comunque di dare risposta. Se avete altre domande relativamente a questi argomenti che sono importantissimi, scrivete a tv7convoi@triveneto.tv. Grazie ai nostri ospiti, ai nostri amministratori del territorio, grazie all'ANCI del Veneto, a voi naturalmente appuntamento a prestissimo, a domani. Grazie.